A mia gioventù l'ho passata in arbitriscio. I miei parenti lavoravano in Ajaccio, il mio babbo era polizia, la mia mamma non lavorava mica. Non sono mica andato a scuola al paese, sono andato a scuola in Ajaccio. Tutti i venerdì sera andavamo in paese, ma voilà, una bella vita. Con vedi di ricordo e poi a me mi piace il paese. Sto in paese qui, mi sto in arbitraggio poi proprio preso 30 anni. Faccio 30 anni che sono venuto in su e non scambio mica di vita. E il paese è la mia vita. I miei più belli annati sono quando avevo 20 anni. Questi sono bei dannati, ma non si può mica ritornare indietro, donc bei dannati, questi sì. Avanti c'era, la gente ascoltavano, parlavano, mangiavano insieme, campavano insieme. La nostra cultura sparisce, cioè a dirla, cioè a dire la verità, cioè a dire che si passa certe cose che avanti non c'erano mica. Avanti c'era la violenza, ma era una violenza politica, adesso non è più una violenza politica, non c'era mai, la gente lasciava i gasi a parte, adesso sarà i gasi. A corsa d'uovo, ci devi avere inquietudini. Ci sono molti gente che si battono per scambiare le cose, ma ci vuole fare qualcosa. Così no a Corsica da sparisce la nostra lingua, la nostra cultura, da sparisce molti affari che ci teniamo e a noi di fare qualcosa. I giovani aspettano di noi, di suoi parenti, di fare qualcosa, perché di noi soffrono di questa situazione. Ci sono i giovani che vogliono campare in paese, ci sono i giovani che vogliono fare l'agricoltura, ci sono i giovani, eccetera, ci vuole aiutarli, ci vuole accompagnarli. Per i giovani mi pare che i giovani pigliano consenso che il nostro paese è un paese di valore, che ci vuole rispettare. C'è i valori di solidarietà, di prossimità, di rispetto per la persona, per l'altro. Ciò che a Gorzia piglia il suo destino in mano, o se no ad andare di male in male.